Finita la PS2, rientro al paddock che era praticamente lì attaccato. Avevo mezz'ora più o meno di tempo e ho dovuto fare abbastanza le corse perché ho dovuto cambiare il roll-off perché la nebbia non si era levata. Arrivo a controllare normalmente, riparto. Arrivo in PS1, la mia preferita, come vi ho già detto, e in cui mi sentivo molto confidente. Parto, il terreno si era già migliorato, era già più grip perché si è asciugato e si è segnato nei pezzi d'erba. Infatti c'erano già dei canali in cui riuscivo a guidare bene la moto. Peccato che praticamente a fine speciale mancava una curva e c'era questo passaggio tecnico che nel primo giro l'ho fatto veramente strabene, cui c'era tipo una buca, curva a destra, scendevi un po', dopo c'era un dosso e io lo affrontavo alzando la moto e andando via in impennata, però purtroppo ho sbagliato i tempismi nell'alzare la ruota e purtroppo sono caduto.